Henri Bertoia non è una figura amputata dalla tradizione, è una figura che muove i suoi primi passi americani proprio legato a quello che è il contesto del suo luogo d'origine, San Lorenzo d'Arzene. Tant'è che proprio ci sono tutta una serie di forme e di sculture che ricordano proprio questa natura originaria che è proprio la natura del paese. Se pensiamo a quelle raffinatissime sculture che sono i soffioni, erano quelle che tutti i bambini usavano come l'oracolo dei fanciulli e proprio vengono riproposte dal Bertoia maturo, quasi come un segmento di felicità ritrovata attraverso la memoria. As a very young boy, I don't recall, I must have been about 7 or 8, a bunch of gypsies came to visit. They came to town, and of course with them they brought all kinds of pots and pans, and also collected from the townspeople such kitchen equipment that could be repaired. And this really fascinated me. I kept watching how this could be done. In addition, of course, they were making new ones, and some were quite large. The pounding of the hammer, the shining of the metal left a very deep impression. And to me it was a very delightful experience. I could not really say whether that has anything to do definitely with what I'm doing at the moment, but I like to think that it had. Arieto Bertoia, Harry, nella forma americanizzata del suo nome, nacque nel 1915 a San Lorenzo d'Arzene. Agli inizi del Novecento, la campagna friulana stava soffrendo le conseguenze di una grave crisi agraria che spinse molti ad emigrare in cerca di una sorte migliore. Anche da San Lorenzo partì un gruppo, spingendosi fin nel mezzo delle montagne rocciose canadesi. Tra di loro c'era anche Giuseppe Bertoia, padre di Harry, che in un secondo momento si spostò verso Detroit, raggiunto nel 1923 dal figlio maggiore, Oreste. Arieto rimase in paese con la mamma e la sorella Ave. Era un bambino diverso dagli altri e crescendo la sua vivace intelligenza si esprimeva nei suoi passatempi, la curiosità per le manifestazioni della natura, la passione per il disegno e l'abilità nel costruire oggetti di legno e fil di ferro. Arieto era molto dedicato alla carta, penna, scriveva, sempre attivo, intelligente, intelligentissimo, fin da bambino. È venuto un professore a Casarsa, si chiamava Ciol, e ha aperto una scuola serale. Ha aperto la scuola serale e mio fratello Arieto era contentissimo. Allora lui aveva la bicicletta e poteva andare, ma dopo un po' di tempo il professore le ha detto: Arieto, tu fai tutto così bello, tutto così bene, io non so proprio cosa darti più, ma dice voglio venire in contatto con personalità alla Biennale di Venezia. Allora è venuto a casa, mia madre dice: Arieto, come facciamo? Con 18 pertiche di terra
non è possibile, ma le scriverò a tuo padre cosa penserà di fare. E allora le ha scritto a papà e papà dice: bene, io non posso mandare soldi, è meglio che vado in Italia e vado a prenderlo e portarlo qua con me. Arieto lasciò San Lorenzo nel 1930. Al suo arrivo a Detroit ebbe l'appoggio del fratello Oreste, che fece di tutto per aiutarlo a continuare a studiare con il suo lavoro di operaio alla Ford. Anche nel suo nuovo paese, gli Stati Uniti d'America, rimase sempre vivo il legame con la terra d'origine, che portò sempre nel cuore ed espresse nelle sue opere. Ha reinventato le campane che ricordava di aver sentito da bambino, facendone un suono migliore, dai toni puri, raccogliendone l'essenza italiana e mettendola nelle sue sculture, come emozione solidificata. La sua passione per l'Italia, per la sua casa, per la campagna, erano molto importanti per lui. E penso che queste immagini che aveva impresse nella memoria, i campi di grano, i paesaggi, siano divenute parte del suo design, a cui stava già cominciando a pensare. Amava l'Italia e ricordava con gioia i giorni della sua infanzia italiana. La natura è un elemento determinante nella produzione di Henry Bertoia, un filo conduttore che si dipana nelle forme da lui realizzate, dove si evidenzia molto spesso la vicinanza con gli elementi naturali. La natura è il grande pozzo di intuizioni e di sensazioni a cui Henry attinse. Ascoltava i suoni della natura che ammirava, il soffiare del vento, ed amava il ritmo con cui muoveva gli alberi. Lo osservava accarezzare i campi di grano. Credo che quel ritmo fosse diventato parte del suo essere, che fosse capace di esprimere se stesso, creando immagini che rappresentavano la natura. Grazie all'abilità nel lavorare i metalli con cui creava le sue opere, era in grado di prendere una leggera brezza che soffiava su di un prato, di cogliere il movimento lieve e delicato della brezza che agita un campo di grano. E poi prendeva questi fusti di metallo, li ancorava ad una base e i metalli si muovevano in modo tale da replicare il movimento lieve degli steli del campo.
Trovo straordinario quello che riusciva a fare. Osservava la natura con attenzione per ricavarne queste forze delicate e dare l'aspetto lieve al duro metallo che utilizzava per ricreare la leggerezza della natura. Col sostegno della famiglia, Harry proseguì la sua istruzione nella scuola americana. Dopo le scuole superiori, nel 1937 la prestigiosa Cranbrook Academy of Arts di Bloomfield Hills gli aprì le sue porte. Si tratta, oggi come allora, di un'accademia per le arti visive, nella quale gli studenti, nel clima creativo di un campus immerso nella natura, sono spinti a sperimentare in tutti i campi artistici. Lì, Harry lavorò nei laboratori di metallurgia, di stampa e di oreficeria. La Cranbrook diede a Harry Bertoia la meravigliosa opportunità di vivere e lavorare a stretto contatto con dei grandi artisti, sia affermati come Carl Mills ed Eliel Saarinen, che giovani emergenti come Charles e Ray Eames o Eero Saarinen, figlio di Eliel. Diventarono tutti veri amici per la vita, oltre che partner artistici, e un'opportunità così era rara all'epoca. Inoltre Cranbrook diede a Harry la possibilità di estendere i suoi slanci creativi in tutti i campi dell'arte, che qui poteva sperimentare. La Cranbrook Academy è da sempre un'istituzione nella quale le persone sono incoraggiate a dedicarsi a più discipline. Perciò Harry Bertoia, sotto molti aspetti, rappresenta l'artista ideale di Cranbrook. Un artista capace di dedicarsi al disegno, alla scultura, al design. Probabilmente la lezione che Harry Bertoia ha imparato dalla sua esperienza come studente qui a Cranbrook è quella di non limitarsi ad un solo ambito, ma piuttosto di pensare a tutte le possibilità espressive che sono legate al proprio lavoro. Quando Harry Bertoia era qui, dedicò molte energie ai suoi monoprints e alle sue stampe. Secondo me quelle opere sono molto interessanti perché rappresentano in forma concettuale tutte le idee che Harry Bertoia avrebbe esplorato successivamente nel corso della sua vita. In quei monoprints si riconosce il suo interesse per i suoni e per i metal screen che comincia a svilupparsi. Sono convinto che tutta la sua carriera possa essere tracciata a partire da quei monoprints. C'era una chiara relazione tra il design e la scultura nei lavori di Harry. Penso che sia un dato di fatto che fosse una persona che desiderava fare molto nella vita e che aveva un forte spirito creativo che l'ha condotto lungo le tante strade dell'arte. E mentre le percorreva, ne ha colto i vari aspetti, mescolandoli tra loro. Negli anni 40, come negli anni 30, l'arte astratta si poteva vedere a New York, però era sempre stato piuttosto difficile per gli americani di sfondare con l'arte astratta. Dunque, Harry Bertoia è stato collezionato dalla Hillary Bay e Solomon Guggenheim. Hillary Bay era la consulente artistica di Solomon Guggenheim e la prima direttrice, la fondatrice del Guggenheim Museum quando si chiamava The Museum of Non-Objective Painting. Nel 1943 circa Harry Bertoia ha contattato, grazie a un conoscente,
Hiller Rebay ha scritto una lettera e mandato i suoi lavori, addirittura un centinaio di litografie, di stampe, a Rebay, che è rimasta molto entusiasta col suo lavoro. Lei ha visto molto talento in Harry Bertoia e gli ha offerto addirittura di comprare queste 100 opere. E di là è cominciato questo rapporto sempre epistolario e Bertoia è stato addirittura incluso in varie mostre di gruppo che Hiller Rebay organizzava al Museum of Non-Objective Painting. Ed ecco perché oggi un preziosissimo nucleo di opere su carta di Bertoia di quegli anni è conservato presso la Fondazione Solomon Guggenheim di New York. Nella Grande Mela, nello stesso periodo, Harry Bertoia ottenne un contratto con un gallerista per la vendita dei gioielli su cui stava sperimentando nel Dipartimento di Metallurgia. Questi gioielli, con le loro forme, rappresentano un primo approccio alla scultura, perché gli permisero di spostare l'applicazione di tecniche metallurgiche in un altro ambito. To be quite honest, I gioielli che fece, per essere sincero, li fruttarono un certo guadagno extra. Erano dei pezzi molto belli, giocosi, molti di essi a forma di animale, realizzati in ottone o in argento. E all'epoca ogni donna di Detroit voleva avere un gioiello di Harry Bertoia da esibire. E anche ora, con tutto il tempo che è passato, qui all'Academy, alcune signore di una certa età portano ancora gioielli di Bertoia che suscitano l'ammirazione di tutti. L'esperienza di Cranbrook fu caratterizzata dalla trasversalità multidisciplinare grazie alla quale Harry Bertoia acquisì grande manualità e conoscenze che si rivelarono poi fondamentali per le fasi successive di progettazione delle sedie e di scultura. Il giovane Harry era molto popolare tra i compagni di corso. Fu alla Cranbrook che conobbe Brigitta Valentiner, anche lei studentessa dell'Accademia. Si innamorarono e nel 1943 si sposarono. Brigitta era figlia del direttore del Detroit Institute of Arts, Wilhelm Valentiner, uno dei più grandi storici dell'arte del periodo. Egli fu molto importante nell'ampliare le conoscenze di Bertoia sull'astrattismo europeo, di cui era un ottimo conoscitore. Dal matrimonio nacquero i 3 figli di Harry e Brigitta, Lesta, Val e Cilia. I ragazzi crebbero in un clima artistico che ebbe una forte influenza su di loro. Il rapporto tra Harry Bertoia e Charles Eames fu piuttosto turbolento. Cominciarono come grandi amici e finirono per essere non nemici, ma sicuramente concorrenti. Charles Eames arrivò a Cranbrook quando Harry stava già lavorando. Dirigeva lo studio di metallurgia. Charles Eames era un architetto ammesso al Dipartimento di Architettura ed arrivò nel 1939, cioè un paio d'anni dopo Bertoia. Quando decisero di partecipare alla gara di Organic Design del MoMA, fecero una squadra. Bertoia era un elemento essenziale del gruppo perché permise di cominciare a lavorare sul design con metalli. Le sue abilità, la sua esperienza, la conoscenza che aveva in quel campo lo resero molto prezioso. Poco dopo il matrimonio, gli Eames lasciarono Cranbrook e si trasferirono in California.
E nel 1943, quando anche Henry Bertoia decise che era venuto il momento di andarsene, li raggiunse per lavorare nel loro studio, dove divenne un elemento importante. Era lui che in un certo senso conduceva le operazioni di fabbricazione nelle lavorazioni con l'acciaio per il tipo di sedia su cui sono seduto, la Diamond Chair. E poi accadde la famosa storia. Eames decise di mostrare il suo lavoro a New York presentandolo solo col suo nome, cosa che diede fastidio a tutti e causò la rottura tra Henry Bertoia e Charles Eames. Bertoia non poteva credere che Eames gli avesse fatto una cosa del genere. La collaborazione con Eames si interruppe e nel 1950 i coniugi Hans e Florence Knoll invitarono Henry a lavorare con loro per realizzare una linea di sedie, lasciandogli grande libertà di espressione. Tra i legami di amicizia che erano nati alla Cranbrook c'era quello che Henry Bertoia aveva stretto con Florence Schust. Lei si era sposata poi con Hans Knoll, assieme al quale aveva fondato una fabbrica di arredo, dove dirigeva il settore creativo del design. Quando Henry lavorava in California, mia madre ricevette il messaggio di Hans Knoll, al quale rispose immediatamente. È felice di venire in Pennsylvania, ma senza dirlo ad Henry. E poi ci disse, ci trasferiamo in Pennsylvania. E fu una sorpresa per Henry, che naturalmente acconsentì. Prese la sua vecchia auto e si mise in viaggio attraverso il paese. Mio padre cominciò a lavorare in questo studio negli anni 50, dove disegnò e realizzò la sedia per nome e si dedicò anche ai suoi progetti, lavorando con la natura e realizzando le forme che ideava con i metalli. Bertoia si trasferì con la famiglia in Pennsylvania per collaborare con la Knoll. Tra il 50 e il 52 si dedicò allo studio di pezzi d'arredo. Il risultato di questa ricerca è la realizzazione della celebre seduta Diamond, creata piegando e saldando tra loro dei fili di ferro. Iniziò così un nuovo periodo per la carriera di Bertoia, in cui, dalla sperimentazione accumulata negli anni precedenti, scaturì una serie di sedie di design di grande seduzione, diventate presto oggetti simbolo, immediatamente riconoscibili. Si stavano sviluppando in America nuovi metodi per stimolare il mercato ed aumentare i consumi attraverso la seduttività estetica e simbolica dei prodotti. Le sedie di Henry Bertoia rispondevano anche a questi bisogni emozionali. Questa sedia è una cosa molto interessante perché nel momento in cui si fa, nel momento in cui si presenta la persona, non esiste, perché alle mie spalle si vede una trasparenza. Quando io mi alzo, anche la sedia di ufficio, quella di casa, la sedia rappresenta il fatto che c'era io o io sono in mancanza, ma la bellezza di questa sedia è anche il fatto che c'è ma non c'è, perché si vede la forma e la cosa importante di parlare di tutte le sedie in fabbricazione è anche questo, si parla della forma esterna, si parla di questa forma organica, si parla del fatto che c'è e non c'è. E poi fa una cosa molto molto bella, soprattutto quando è illuminato o si trova la sedia fuori, perché la presenza della sedia è basata sull'ombra. E questa è una cosa incredibile, perché il fatto di essere è basato sul fatto che non c'è. È un bilancio molto molto interessante tra la forma, i fili che sono saldati assieme e il colore in natura, come si vede, come non si vede. E questa è una cosa che succede anche nella casa e in tanti altri ambienti. Era una cosa incredibile. L'intero processo per realizzare questa sedia è stato molto complicato. Perciò Florence ed Hans assunsero Richard Schultz perché desse assistenza ad Henry in questa fase. Si trattava, in sostanza, di piegare i cavi uno per uno sopra ad una sagoma che era stata creata per questo.
e saldarli a mano uno alla volta, proprio come faceva con le belle sculture che realizzava. So lovingly made. Florence ed Hans Knoll avevano coinvolto Henri Bertoia lasciandogli piena libertà di sperimentare per conto suo in campo artistico. In occasione della presentazione al pubblico delle nuove sedie nello showroom di New York, lo avevano anzi incoraggiato ad esporre anche delle sculture e dei disegni. Eero Saarinen visitò l'esposizione e decise di coinvolgere Henri Bertoia nei suoi progetti architettonici commissionandogli il primo grande lavoro, la scultura a schermo per il General Motors Technical Center nel Michigan. Da quel momento Bertoia realizzò decine di sculture per spazi pubblici e per compagnie private, collaborando coi grandi architetti del suo tempo e proseguendo parallelamente la sua ricerca in ambito scultoreo, dagli screen panel alle sculture di diverse forme, alle sound sculpture. I believe that Henri Bertoia Credo che per Henri Bertoia l'esperienza alla Knoll sia stata estremamente positiva. Aveva l'opportunità di lavorare in uno studio col supporto dei Knoll e di disegnare pezzi d'arredamento. Opportunità che arrivò in un momento cruciale della sua carriera, nel quale aveva bisogno di quella piccola spinta, e fece un ottimo lavoro per la Knoll, continuando al tempo stesso la sperimentazione artistica. Tempo dopo realizzò gli screen panels per Eero Saarinen e per altri, come il pezzo alle mie spalle. Cominciando la ricerca in questo campo, che lo portò poi alle sculture sonore e a muoversi al di fuori del campo del designer di arredamento, per avvicinarsi di più a quello, non amo l'espressione del vero artista, ma a quello di un artista che utilizza i mezzi che preferisce. Perché Henry decise di perseguire l'interesse artistico piuttosto che trarre vantaggio dal mercato? C'era stato un accordo tra lui e la Knoll e la linea di arredamenti era uscita e stava vendendo bene. Credo che abbia solo seguito il suo spirito artistico che lo portava ad esplorare e che abbia obbedito ai suoi profondi bisogni emotivi di sperimentare in campi inesplorati. La scultura restava il suo sogno ed utilizzò i suoi disegni per creare le sculture, fossero tonals, fossero forme vegetali, fossero copie della natura. Trovò un nuovo mercato. Perciò non abbandonò la fase precedente, ma fu lentamente attratto in una nuova fase della sua vita, quella finale, nella quale il suo genio creativo venne riconosciuto non per una linea di produzione, ma per il suo spirito. Henri Bertoia, the designer, Henri Bertoia, come designer, era bravissimo a disegnare oggetti d'uso comune, come servizi da tè o sedie, studiati sulla base delle proporzioni umane. Design with the very human proportions. And the sculpture, he began... Come scultore, invece, si è allontanato dal concetto di funzione per andare nella direzione della spiritualità e dedicarsi alle diverse forme che lo incuriosivano. A surprise to him. La scultura era la sua emozione solidificata, nel senso che Henry aveva una grande energia emotiva che trasferiva i metalli per renderla immortale. Attorno agli anni 60, Bertoia diede avvio ad un altro progetto, probabilmente l'apice dell'evoluzione scultorea, le sound sculpture, ovvero le sculture sonore. Tutto cominciò nel 1959, quando Bertoia
ruppe per caso un tubo metallico che nello spezzarsi diede origine a un rumore che lo affascinò. E quando l'ha scoperto la musica, all'era che lavorava di scultura, no? E ha toccato le bacchette, no? E si toccavano e da una all'altra il metallo era differente. Il metallo era differente, allora faceva differente sound. E allora l'ha cominciato a pensare, ma sento che? E l'ha cominciato a andare. Ha detto a Oreste, ti hai da venire qua, che hai scoperto qualche cosa di straordinario. Allora Oreste ha leso, e siccome che Oreste aveva la musica del jazz, allora sento, sì Arietto, adesso puoi fare qualche cosa di grande. Prima che Brigitta morisse, ho avuto il piacere di incontrarla qui a Cranbrook, dove mi ha mostrato come suonare i pezzi sonori. Mi disse che l'errore più comune che faceva la gente era quello di farlo troppo forte e troppo velocemente. Al contrario, lei diceva che andavano suonati cominciando con delicatezza, per permettere al suono di costruire un crescendo molto lentamente. He experimented with the materials, mostly metals. Sperimentava coi materiali e in particolare coi metalli per creare delle forme. Poteva piegare un cavo o modellare il rame del bronzo a colpi di martello, scoprendo così le diverse forme che avevano origine dalle proprietà dei metalli. Questa è un'opera d'arte che mio padre Henry Bertoia costruì e adesso vi mostrerò come si muove e suona. Le sound sculpture vennero realizzate da Henry Bertoia in diverse forme, nelle quali è molto forte il richiamo alle linee e ai suoni della natura. Da lì iniziò la sperimentazione sonora nella scultura di Bertoia, che sfociò in una serie di registrazioni, testimonianza della volontà di creare non dei semplici suoni, ma una musica basata su di una ricerca strumentale. Nel 1970 alcune di queste registrazioni presero forma in 11 LP intitolati Sonambient.
Mi sono seduta, dice, devo parlarti. Allora mi ha detto, ho sempre pensato di fare un viaggio con te, di ritornare nel nostro San Lorenzo, ma adesso per me è troppo tardi. Però io voglio che tu vai e devi portare a tutti la gente del paese i miei saluti e dire che io non mi sono mai dimenticato